Innovazione, tecnologia e le eccellenze dell'enogastronomia locale. Sono queste le caratteristiche che da 1358 anni rendono la Fiera di Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso una delle vetrine più importanti per il comparto agricolo. L'edizione 2018, che ha visto la partecipazione di più di 300 espositori su oltre 55.000 metri quadrati, ha avuto tra i protagonisti la Latteria Soligo, marchio storico del lattiero caseario della Marca, che si è presentata con il meglio della sua produzione. Fondata nel 1883 tra le prime cooperative sorte in Italia, la latteria conta oggi più di 200 soci. Il latte conferito proviene da vacche che vivono in territorio trevigiano e sono tutte nutrite con una dieta bilanciata. Il nostro statuto, il nostro fondatore era proprio la serietà, l'onestà intellettuale di produrre per il popolo. Prodotti perfetti lui li chiamava, perché c'era bisogno in quei tempi, nel 1883, di produrre dei prodotti, no, che fossero stati veramente di una perfezione, di un qualche cosa. Questo è il messaggio che lui ha dato, questo è il messaggio che continuiamo a fare. Io credo che in questo momento ci troviamo con del burro qualità verificata, marchio della Regione Veneto, che io credo che non ce ne sia, è qualcosa di meraviglioso, non ce n'è di uguale, no? È un burro, no, tradizionale, no, su questo. Ma poi abbiamo le panne, abbiamo il formaggio Soligo, abbiamo la casatella, questo prodotto che è meraviglioso. Io credo che abbiamo veramente tanti prodotti, delle eccellenze meravigliose, no? Che possono essere proposte sia nel nostro territorio ma anche lì fuori dai nostri territori. Oltre ai prodotti qualità verificata, grande apprezzamento hanno ricevuto la mozzarella STG e la pluripremiata casatella trevigiana DOP, formaggi freschi e leggeri amati dai palati di tutte le età. Hai una casatella, è un piatto pronto e freddo, tu lo tiri fuori, mangi, ma è di una bontà, non hai bisogno di mangiare nient'altro. Se hai due crostini, se uno vuole poi aggiungere un'acciuga, se uno vuole aggiungere un'oliva, puoi aggiungere quello che vuoi. È veramente un piatto che ti dà una soddisfazione enorme. Attenderlo quando è un po' maturo, verso la fine è ancora più buono, quando squacchera un pochino, no? Ma poi è qualcosa di leggero, puoi andare a letto, non sei pesante quando mangi un piatto così, e io credo che sia stata veramente 10 anni fa, quando è stata fatta la DOP di questo prodotto, in quel momento quelli che l'hanno ideata hanno capito che era un prodotto che è meraviglioso. La Fiera di Santa Lucia di Piave non è solo una passerella per prodotti di degustazione e vendita. Per gli addetti del settore rappresenta un'occasione anche per tracciare un bilancio dell'annata che va concludendosi. La Fiera di Santa Lucia che arriva a fine anno, no? E ci sono i bilanci che ogni azienda può trarre, sia come agricoltori che naturalmente come aziende di trasformazione. È stato un anno abbastanza difficile per il latte, per i suoi derivati, l'inizio dell'anno molto pesante, si sono ripresi verso fine anno. Oggi auspichiamo di poter incontrare anche la grande distribuzione e che ci venga riconosciuto qualcosa in più. Le aziende agricole sono molto in sofferenza in questo periodo e i giovani stanno soffrendo e non sono molto stimolati di continuare questa attività, che invece è importantissima per il territorio, perché la storia di questi territori qui, il nostro Veneto, trevigiano, ma veneziano e quant'altro, siamo sempre stati degli agricoltori con la passione degli animali, con la passione dell'allevamento. Oggi purtroppo i giovani si rivolgono ad altro dove c'è più redditività, no? E sappiamo che il Prosecco dà sicuramente una forza che è grande, però non solo in un territorio, non solo Prosecco, ma anche i nostri prodotti, lattiero caseario, un buon bicchiere di vino assieme ai formaggi aiuta, e io credo sia importante anche per il turismo, perché avere dei prodotti del territorio, questo credo che aiuti veramente a far venire gente in questo territorio.